Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi voglio fare un omaggio a Paolo Villaggio, di cui sono stato e sono tuttora un fervente ammiratore. Allora mi sono chiesto come lui avrebbe commentato l'episodio della professoressa che è stata presa a pallettoni dai suoi studenti. Avrebbe detto forse così: consiglio prima di tutto alla professoressa che alla prossima occasione eviti di presentarsi in classe con cappello con piume di pavone, giacca di daino, pantaloni con disegno d'occhio di pernice e scarpe di coccodrillo. Questo perché i suoi studenti, già provetti cacciatori, potrebbero essere tratti in inganno tragicamente una seconda volta. Onde evitare di fare la stessa fine della professoressa, ho pensato di recarmi in classe agghindato in questo modo: mutandoni con rinforzo per evitare colpi di rinculo. Ecco, giubbotto antiproiettile ereditato dal nonno carabiniere, giacca mimetica di seconda o terza mano, comprata in un negozio adiacente a una base militare ormai dismessa, e poi stivaloni da contadino, utilizzati durante l'alluvione del 1996 per scappare nei campi adiacenti all'istituzione scolastica. Ma la cosa tragica di tutta quanta questa vicenda è che la professoressa è stata impallinata proprio quando la caccia non era ancora stata aperta. Vedo in lontananza delle orde di studenti. È meglio che mi metto nel metro. Ebbene, scappo nel rifugio antiatomico.